Ben ritrovati, grazie di essere qui con noi, grazie di essere ritornato qui con noi Maurizio Antonini in veste di direttore generale della CIA del Veneto. Ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. Allora direttore, facciamo un po' il punto di una situazione, siamo all'inizio dell'anno, quindi prima di iniziare ad analizzare varie problematiche, così un occhio all'indietro di quella che è stata un'annata molto particolare per l'agricoltura, anche difficile sotto diversi punti di vista. Poi c'è stata la legge di bilancio e quindi capire se nella legge di bilancio ci sono state delle azioni che in qualche modo possono aver aiutato il comparto. Poi so che dall'Europa mi sembra che siano arrivati anche dei finanziamenti oppure no, non lo so, circolava voce, comunque lei ci chiarisca perché sono arrivate delle mail che chiedevano delucidazioni, se ci sono soldi, se ci sono contributi particolari, se devono essere fatte delle domande perché ci sono delle scadenze imminenti. Allora, vediamo un po', l'anno scorso com'è stato per il settore dell'agricoltura in Veneto? Beh, guardi, l'anno scorso è stato un anno difficilissimo per l'agricoltura veneta. Abbiamo avuto due grossi problemi. Il primo problema è i grossi costi dell'energia, ma soprattutto anche i costi delle materie prime che hanno lievitato in maniera incredibile i costi di produzione e quindi le nostre aziende sono andate in difficoltà economica e finanziaria. Dall'altra parte poi abbiamo avuto tutto il problema della siccità, il problema della siccità che ha creato un grosso problema a livello veneto, a livello di produzione. Pensi che su alcune colture come il mais abbiamo avuto perdite che superano l'80%, abbiamo avuto perdite anche per quanto riguarda l'orticolo e quindi una situazione di grande difficoltà, aumento di costi e riduzione delle produzioni per il problema della siccità, quindi una situazione difficilissima per gli agricoltori. Una congiuntura difficile, ma non c'è stato un export che andava bene almeno fino a tempo fa? Beh, guardi, l'export va benissimo per quanto riguarda i nostri prodotti, perché sono prodotti di grande qualità e molto apprezzati non solo in Italia ma soprattutto all'estero, basti pensare sul settore vitivinicolo, però il settore dell'agricoltura complessivamente mette in difficoltà 67.000 nostre aziende del Veneto che oggi producono cibo, producono qualità, producono territorio e quindi la difficoltà oggi di mantenere le nostre aziende nel territorio per fare un'agricoltura concreta, ma soprattutto un'agricoltura che diano la possibilità di dare risposte anche concrete al territorio è difficile in queste condizioni. Lei ci è andato appunto il discorso dell'esportazione, in modo particolare vitivinicolo. Cosa ne pensate della situazione che si viene a creare con la direttiva dell'Europa che imporrà questa etichettatura, questa dicitura che il vino nuoce alla salute, insomma come un po' nelle sigarette? È effettivamente un danno oppure tutto sommato anche nelle sigarette l'hanno messo ma non è che sia servito come deterrente? Vedremo poi le conseguenze, però sul vino e sull'alcol siamo sempre stati molto attaccati a livello europeo, basti pensare anche a tutta la problematica del Prosecco, il Prosec, che oggi è un elemento di difficoltà nel mantenimento dei nostri prodotti di spicco, ma soprattutto dei prodotti di qualità come quello del Prosecco. Quindi sull'Europa dobbiamo sicuramente vigilare con attenzione alle norme europee per dare la possibilità ai nostri prodotti sì di avere un'etichettatura ma di valorizzare la nostra produzione, di valorizzare i nostri prodotti, cosa che noi continuiamo come organizzazioni agricole a fare, ma soprattutto anche il governo italiano deve monitorare questa situazione e in questo caso siamo veramente insieme con questo governo per dare la possibilità, dare la capacità a questi prodotti di valorizzare i nostri prodotti agricoli. Ma secondo lei c'è un accanimento da parte dell'Europa, perché abbiamo parlato per il settore pesca, abbiamo parlato per altre produzioni eccetera, nei confronti di alcune produzioni italiane dell'Italia, oppure effettivamente abbiamo una particolarità produttiva come area mediterraneo che difficilmente si riesce ad unificare tutta l'Europa in provvedimenti univoci, insomma? Beh, guardi, sicuramente i prodotti mediterranei sono attaccati come la dieta mediterranea e quindi tutti i nostri prodotti mediterranei sono sempre
attaccati per questo modo, no, di vedere un'Europa tutta unita, in cui invece la valorizzazione dei prodotti deve essere un elemento importante. L'etichettatura per noi è un elemento fondamentale, la valorizzazione dei prodotti che noi produciamo in maniera solidale, ma soprattutto in maniera equa, in maniera importante, è un altro aspetto determinante della politica europea. A volte l'Europa va via in tangenziale e quindi va nella loro logiche dell'Europa unita, eccetera, però poi vediamo che le grosse difficoltà che trovano i nostri prodotti nel valorizzare la propria produzione. Questo sarà, quindi voi vedete che è da vedere, insomma, se effettivamente ci sarà un danno oppure no per quel che riguarda il vitivinicolo. Ma assolutamente sì, adesso vedremo anche col Vinitaly, vedremo anche con le prossime esportazioni che noi faremo. Il settore vitivinicolo oggi, per fortuna, in tutti questi anni ha valorizzato la loro produzione, ha valorizzato un brand, un vino importante, quant'è anche quello del Prosecco, ma non so, anche vini rossi come l'Amarone, come tanti altri vini importanti del Veneto, quindi su questo dobbiamo stare molto attenti nella valorizzazione di questi prodotti. Allora, quindi fatto a parte il vino, ritorniamo un po' sulla situazione. Abbiamo visto un anno abbastanza difficile. Per quanto riguarda i danni subiti dalla siccità, da altri fattori, ci sono dei risarcimenti, erano previsti dei risarcimenti, ci sono dei termini per presentare delle domande prima che queste scadano? Sì, guarda, intanto bisogna identificare il danno dell'agricoltura che ha avuto nella siccità. C'è ancora siccità? Beh, poi vedremo sicuramente sì. Oggi purtroppo c'è ancora siccità, anche se oggi fuori piove, ma purtroppo la siccità incombe anche nella prossima campagna. 1 miliardo di euro di danni per quanto riguarda il Veneto, 6 miliardi di euro di danni a livello nazionale, quindi un danno estremamente importante di riduzione delle produzioni. C'è stata nell'ultima legge finanziaria la possibilità di un ristoro ai nostri agricoltori di 200 milioni di euro da spartire a livello italiano, e quindi vedremo poi nel Veneto cosa arriva. Sicuramente... Quindi sono stati stanziati questi soldi nell'ultima legge di bilancio, giusto? Sì, guardi, però devono essere divisi ancora. Sono stati stanziati 200 milioni di euro a livello nazionale e devono essere comunque suddivisi a livello nazionale, quindi avremo la necessità di capire quanti sono i danni effettivi che le aziende agricole oggi hanno subito. Sono aperte le domande scadono il 30 di gennaio, se non ci sono proroghe eventuali che noi abbiamo chiesto, e quindi le aziende, nel momento in cui hanno subito un danno superiore al 30% della produzione lorda vendibile vegetale all'interno della propria azienda, devono andare nelle proprie organizzazioni agricole e richiedere, fare la domanda di contributo. Ne avete ricevute voi di domande fino adesso? Migliaia di domande, perché comunque il problema della siccità è stato un problema lineare su tutte le nostre aziende del Veneto, e quindi un danno estremamente importante per tutto il settore e per tutto il comparto. Ma deve essere quindi dimostrato, ci devono essere procedure che voi indicate a chi ha subito questo danno per capire che effettivamente ci sia superiore al 30%, che ci sono queste variabili in modo da quantificare l'eventuale diritto a un risarcimento? Assolutamente sì, le domande devono essere compilate, devono essere dimostrate appunto il danno e poi presentate tramite i portali di Avepa, ma le nostre associazioni sono in grado oggi di svolgere in maniera professionale questo tipo di lavoro. In base alla produzione, in base alla perdita della produzione lorda vendibile all'interno della propria azienda, si fa la domanda e quindi in quel caso là si determina anche il giusto valore di perdita, e quindi poi si vedrà a livello nazionale in che maniera e in che modo si dovrà fare la spartizione della parte economica. Quindi vedere se ci sarà soddisfazione, questo bisogna aspettare ancora, perché non avete ancora niente, sono stati stanziati i soldi, almeno questo però. È importante che siano stanziati i soldi, è anche importante il grosso lavoro che sono state fatte sempre tramite le nostre organizzazioni, CIA Agricoltori Italiani in primis, per dare la possibilità a queste aziende di percepire questi contributi in maniera abbastanza veloce, perché poi il problema è la finanziabilità, cioè noi oggi, le nostre aziende hanno problemi economici e quindi questi finanziamenti devono essere dati in maniera quasi immediata. Su questo il decreto ministeriale prevede che questi contributi devono essere comunque erogati entro il 30 di giugno del 2023. Ed è abbastanza presto. Nel momento in cui noi facciamo le domande vediamo se il decreto viene rispettato, e quindi entro il 30 di giugno le nostre aziende potrebbero avere
diciamo, quella piccola parte di perdita che oggi hanno subito nel 2022. Ci è arrivato un messaggio, vediamo un attimo se riusciamo a rimetterlo in onda dalla regia. Il nuovo Ministero è sensibile, ma soprattutto ascolta e si confronta con le vostre associazioni? Sì, guardi, sicuramente sì. Oggi abbiamo visto un cambio di rotta su questo, il Ministero ci convoca abbastanza quotidianamente, quindi con un sistema anche organizzativo ben improntato, in cui c'è un confronto sempre immediato su tutto quanto questo, anche perché oggi vi è la necessità di confrontarsi con la politica nazionale, quindi col governo, ma soprattutto anche per la politica agricola comune, che dal 2023 cambia completamente il modo in cui le aziende potranno ricevere i propri contributi, e quindi vi è la necessità di avere quel legame importante con il Ministero per superare alle difficoltà che le nostre aziende hanno, e quindi oggi questo governo, ci sembra almeno in questi primi passi, questi primi 100 giorni di governo, sia nella direzione giusta, nella direzione della condivisione del settore agricolo. Cambierà la PAC sostanzialmente. Come? In che termini? Cioè, cosa si prospetta? Cosa devono sapere gli addetti ai lavori? Guardi, è un argomento molto difficile. Noi come CIA Agricoltori Italiani abbiamo fatto centinaia di incontri con i nostri agricoltori. Oggi la vecchia PAC, o meglio la vecchia PAC, era indirizzata alla produzione. Oggi invece la PAC, quindi i contributi, vengono indirizzati all'ambiente e al territorio. Quindi avremo necessità di avere un'agricoltura che cambia, che tiene conto dell'ambiente, che tiene conto del territorio, e quindi in base anche alla tipologia di agricoltura che le aziende fanno avranno la possibilità di percepire il contributo. Ma questi contributi vanno appunto nella direzione dell'ambiente, vanno nella riduzione dei prodotti fitosanitari, vanno nel benessere degli animali e vanno in tutte quelle politiche agricole ambientali. Quindi su questo elemento di grande novità, di grande modo di fare oggi l'agricoltura, le nostre aziende devono ancora una volta riorganizzare la propria attività e il proprio tipo di agricoltura che devono fare. Che non è semplice, perché una cosa è la produzione, però la produzione è vero che è legata anche ad altri fattori, per carità anche climatici. Però l'ambiente, che è una cosa giusta perché va rispettato l'ambiente, ci sono tutti altri parametri. Assolutamente, ci sono parametri di valutazione appunto della riduzione di fitosanitari, e quindi anche una riduzione della produzione. Però vede, anche su questo, quanto costa all'agricoltura oggi, o meglio agli agricoltori, fare questo tipo di agricoltura? Perché questo è l'altro aspetto importante che dobbiamo valorizzare, dobbiamo capire attentamente, perché nel momento in cui non c'è più redditività del settore agricolo, le aziende chiudono, e quindi quando chiudono, lo diciamo sempre, no, in queste trasmissioni ma anche in altre, quando chiude l'agricoltura, un agricoltore non chiude solo la produzione del settore primario, ma chiude anche una parte del territorio, una parte dell'ambiente, che tra l'altro sono elementi importantissimi per il nostro paesaggio agricolo e quindi anche per il nostro turismo, e quindi su questo si devono fare le giuste valutazioni per dare la possibilità alle nostre aziende di avere una redditività equa che gli permettono di restare in questo territorio. Come in questo ci sta anche un cambiamento nell'operatività stessa degli agricoltori, perché vuol dire valutare certi parametri in modo diverso, non puntare più a tipo certi tipi di coltivazione. Devono essere formati, cioè bisogna cambiare mentalità anche per poter, e poi il gioco ne vale la candela. Cioè a fronte di magari minor produttività, ottenere un finanziamento di soldi, insomma, dalla PAC? Oppure... Sì, ma guardi, purtroppo la politica agricola guarda quello che dice l'Europa, quello che dicono i cittadini, quello che dicono tutte le persone che fanno parte dell'Europa. Oggi appunto le persone e quindi i cittadini europei dicono che noi dobbiamo avere un'agricoltura di questo tipo, e quindi è inevitabile che si vada in quella direzione. Non è evitabile il fatto che gli agricoltori devono avere un proprio reddito, e quindi noi siamo sì pronti per avere questo tipo di agricoltura più green, più equa, con meno fitofarmaci ed altro, però abbiamo la necessità nello stesso modo di dare la possibilità agli agricoltori di avere una propria redditività, perché se poi noi andiamo a vendere il nostro prodotto
e il nostro prodotto non viene pagato, non viene dato un reddito equo ai nostre aziende, beh, allora è un grosso problema. Lo facciamo sempre, diciamo sempre, no, l'esempio che fatto 100 il valore del prodotto finale, solo il 15% va agli agricoltori. Oggi questa percentuale è inferiore rispetto ai costi di produzione. Non si possono produrre prodotti che hanno un costo maggiore rispetto al valore della produzione, perché questo vuol dire andare in perdita, e allora le aziende non possono trovare un'equa risposta su questo e chiudono. Questo è il punto, è l'elemento fondamentale. Quindi ecco, su questo la politica agricola, ma anche la politica nazionale, ma anche la politica regionale deve andare incontro ai nostri agricoltori. Ecco, tra le altre cose, lei sta parlando di costi e tutto, abbiamo visto, ma lo avevate anche voi preannunciato, era venuto anche il Presidente, l'aumento del prezzo del latte, no? E infatti il prezzo del latte è schizzato letteralmente con tutto quello che ne consegue, ma anche gli agricoltori, c'è stato un riconoscimento economico, perché ovviamente sennò non avrebbe senso, la filiera è sempre quella. Sì, ma guardi, ragioniamo sulla questione del prezzo del latte, ma lo potremmo fare anche su altri prodotti agroalimentari, prodotti primari. Quando il latte dava agli agricoltori 38 centesimi al litro, all'azienda costava 42. Oggi le aziende gli danno dai 48 ai 50 centesimi al litro, però l'azienda spende dai 52 ai 54 centesimi al litro per produrre un litro di latte. Quindi vede, anche se aumentiamo il valore della produzione, se i costi sono maggiori della produzione, beh, questo diventa un grosso problema del settore importante come il settore lattiero-caseario, perché il settore lattiero-caseario ha la necessità sì di produrre latte, ma alle mucche gli diamo da mangiare il foraggio, e quindi i prati, il mais e quant'altro sono elementi importanti del nostro paesaggio, e quindi su quello noi dobbiamo lavorare in maniera tale che le aziende hanno la possibilità di percepire un reddito maggiore, perché altrimenti andiamo sicuramente in difficoltà. È un settore come quello lattiero-caseario, ma anche quello della carne, ma anche il settore zootecnico, certo, se va in crisi, beh, è un grosso problema per le nostre aziende venete. Assolutamente. Ci interrompiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme.